Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi vorrei parlare di una cosa che ho già raccontato, ma secondo me non è stata ben messa a fuoco da alcuni che mi seguono. E cioè che nella struttura gerarchica di uno Stato ci sono i politici, poi ci sono i militari e poi ci sono i servizi o Ministero degli Interni, servizi segreti, chiamateli come volete, nei vari film hanno vari nomi. In America ci sono circa 16 agenzie di questo stile che tra l'altro si fanno la guerra tra di loro per avere il dominio sulle le varie situazioni. Ma morale della favola, alla fine dietro questi servizi segreti che ci sono, negli stati più forti, ci sono i maghi. E prima di iniziare questa pillola, no, visto che ho fatto un indovinello, il vostro maledetto veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di The Card, il canale YouTube del vostro maledetto veneziano, di venirci a trovare in gruppi social. Avete sentito che ultimamente ci siamo trasferiti con i mezzi social di comunicazione su Telegram, abbiamo abbandonato WhatsApp, per il semplice fatto che in futuro il maledetto ha già visto che succederanno cose che non saranno sicuramente interessanti. Sebbene WhatsApp è un buonissimo sistema, ma Telegram offre qualche servizio in più gratuito e è una certa garanzia. In più noi abbiamo anche un gruppo su Telegram, quindi siamo già presenti da diversi anni. In più vi chiedo di andare nel sito capitano.altavista.org, tutti i link sono qui sotto in descrizione, quindi non dovete andare lontano. Poi nel sito capitano.altavista.org ci sono 20 ebook con istruzioni di circuiti radionici quadranti e radiostilici. Sono gratuiti, si possono scaricare. Ne hanno già scaricati 150.000 e in più potete anche usufruire dei servizi a pagamento nelle shop del capitano.altavista.org. Bene, parliamo un po' di questa situazione che quando io dico ci sono dietro i militari ci sono i servizi segreti, dietro i servizi segreti ci sono i maghi. Un esempio classico è stato in Egitto, qualche anno fa ha vinto quello che si chiamava fratellanza musulmana e i militari dopo, perché è stata una elezione, cioè hanno vinto democraticamente i fratelli musulmani, ma chiaramente la regione si stava spostando troppo in una direzione che ai militari non piaceva, visto che erano stati deposti e soprattutto ai maghi, che in Egitto è conosciuto per avere una grandissima influenza nel settore militare. Mi ricordo che l'Egitto ha 100 milioni di abitanti, no? Ed è una potenza importantissima per l'Europa, perché al di là che voi ci crediate o no, hanno in mano il canale di Suez con gli ebrei, in Israele. Quindi tutto quello che tu stai pagando, se non vuoi cominciarlo a pagare dal 40 al 50% in più, lo devi proprio perché in Egitto questi maghi fanno in modo che il canale di Suez non venga toccato. Quindi vorrebbe dire che se questi maghi domani si svegliano e gli gira male, l'Italia e l'Europa tornano nel Medioevo. Lo ripeto, se questi maghi in Egitto si svegliano male, domani mattina noi torniamo nel Medioevo nel giro di un anno o due. Perché? Perché hanno in mano praticamente quel tragitto, no? Che porta le merci e gli fa risparmiare il 30-40% di tempo alle merci, al posto di circonnavigare l'Africa, ci arrivano direttamente in tavola. Quindi, quando io parlo di maghi, non sto parlando di stinchi di santo, perché quando io quando ero piccolino parlavo con il capitano degli Alpini, lui mi diceva sempre che c'era un muro. Io piccolino, avevo avuto 5-6 anni, fin quando non sono andato in Siberia. Guardava questo muro, piangeva guardando questo muro e mi diceva, sai, dall'altra parte del muro sono pazzi. Io dicevo, ma dov'è sto muro? Io ero piccolino. Lui stava parlando del muro di Berlino. Molti che mi stanno ascoltando non erano neanche nati quando c'era il muro di Berlino. Molti che mi stanno ascoltando magari hanno sentito le favole sul muro di Berlino, ma chi è della Germania dell'Est, della Polonia, quando c'era il muro di Berlino, lì praticamente era un lager a cielo aperto. Quindi il capitano degli Alpini di Torino vedeva cosa stava succedendo al di là del muro e bisognava fare qualcosa. Avevamo avuto anche un grande papa, Wojtyła, che era polacco e sapeva benissimo cosa succedeva dall'altra parte del muro.
Infatti Wojtyła è diventato cristiano quando ha visto crollare il muro, ma il muro non è venuto giù gratis. Come noi non abbiamo il 50% in più di materia grazie al canale Suez perché ci sono i maghi che lavorano gratis, capite? E qualcuno si deve sporcare le mani, perché se no torniamo come nell'era dell'età del muro, magari questa volta nel muro ci siamo noi, no? L'uomo, se non ha qualcuno che fa giustizia, l'uomo se non ha qualcuno che fa le cose giuste, no? E precise, e non dico buone, ma giuste, che è differente. Il buonismo crea mostri, ve l'ho già spiegato. Vogliamoci tutti bene per controbilanciare crea mostri dall'altra parte. Quindi purtroppo, o per fortuna, dipende dai punti di vista. Io conosco, ho visto Avatar, che qui sembra un padre eterno perché arrivano là a osannare, che io li ho visti veramente cosa sono sti Avatar. Ma devono far così perché l'uomo diventa una bestia, diventa un animale tremendo quando è libero e senza vincoli, quando non ha paura. Infatti il capitano di Alpini di Torino mi diceva, sai, se non fai paura non ti rispettano. Quindi se noi abbiamo la merce a un prezzo accettabile, se noi non abbiamo più un muro di Berlino sopra la nostra testa, è perché dei maghi hanno fatto in modo che togliendosi i guanti bianchi le cose possono andare bene. Non è che esiste la democrazia, non è che esiste quelle cose lì vanno bene per quelli che vogliono fare politica e via dicendo, ma nella realtà dietro le quinte ci sono queste strutture misteriche che ci stanno proteggendo, capite? Perché se no si ritorna al muro di Berlino, magari quest'altra volta siamo noi dall'altra parte del muro di Berlino. E vi ricordo che il capitano degli Alpini, che era il capitano degli Alpini che ha visto la seconda guerra mondiale, quindi ha visto le atrocità, quando parlava di quei poveri esseri umani nati dall'altra parte del muro, si metteva a piangere, proprio perché là c'era la pazzia pura. Chiaro che non vengono a dire adesso a noi i tedeschi cosa hanno sofferto, o i polacchi cosa hanno sofferto sotto il regime comunista, però basta sapere che il capitano di Alpini di Torino quando vedeva queste cose piangeva. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.